Sarà il 22 novembre la prima udienza a carico del quindicenne che lo scorso marzo accoltellò Marta Novello mentre stava facendo jogging. Un fatto che sconvolse la comunità. La procura presso il Tribunale per i minorenni ha infatti chiuso le indagini preliminari con rito immediato, formulando a carico del ragazzo le imputazioni di tentato omicidio e tentata rapina. Il ragazzino è ancora detenuto nel carcere minorile di Treviso. Ora sarà il suo legale a decidere se chiedere o meno un rito alternativo, che per i minori è quello abbreviato, che consentirebbe al quindicenne di poter godere di uno sconto pari ad un terzo della pena totale. Si è conclusa anche la consulenza psichiatrica affidata al professor Camerin. Sembra essere stata esclusa una vera e propria infermità mentale, ma sarebbe emerso un giudizio di immaturità. Se così fosse, questo potrebbe portare ad una dichiarazione di non imputabilità. Bisognerà attendere il 22 novembre per capire quale sarà la strada scelta dal legale del giovane, l'avvocato Matteo Scussat. L'aggressione fu in via Marignana a Mogliano Veneto lo scorso 22 marzo. Marta, 26enne, venne aggredita e accoltellata una ventina di volte dal quindicenne che voleva derubarla. La giovane ha subito vari interventi chirurgici.